Un saluto a tutti e benvenuti a un'altra puntata di Oe Faidamos de. Oe Faidamos de literatura in sardu e lo faghiamo con Peppe Corongiu, benvenuto Peppe. Benagattau. Chi è dirigente della pubblica amministrazione, ex direttore del servizio Limba e Cultura Sarda della regione, ma finza attivista, giornalista, scrittore, traduttore, dunque ha un curriculum di tutto rispetto come intesinare a Peppe. Badenarre pure che Peppe Corongiu, non è l'ultimo arrivato in tema di limba, quando vediamo di Peppe Corongiu in ambito della limba sarda, è chiaro che vediamo di un'istituzione, in su senso che non lunaro deo, ma lunara da tutte le attività che Peppe ha fatto in questo anno, sa pubblicazioni sue e tutte le attività come ente proprio attivista della limba sarda. E oggi tenimoso però investe dei romanzieri in un'altra este. Innanzitutto, qual è la sensazione a aver fatto un romanzo in lingua sarda e poi te gusto severo, Peppe? Beh, intanto sì, ti rispondo, ma prima di rispondere, permettimi di tornare grazie a televisione, Canale 40 e a Tia che mi ha ospitato in questa sede, in questa bella città di Carbonia. E poi del recordare finché questo su 53 ballavo per realizzare questo libro, tu faccio sempre e mi pare di giusto tu vai come pure. Poi un libro è firmato da una persona, però da una squadra poi ci treballa da fare questo libro. Dunque sa editor mia Maria Antonietta Appica, che ci non ha fatto mai sfoglio giusto, si può ringraziare, l'editore Paolo Pisano che poi ha fatto questo investimento da imprenditore, dunque questo è importante in me, e il direttore di questa cannacca editoriale che ha ospitato sul libro Giovanni Follesa e Rossana Coppez. Poi ti scrivere un romanzo e tu scrivere in lingua sarda. Tapanarriga, sa motivazione è sempre una motivazione artistica, nel senso che non è che quando mi sono posto a scrivere fui pensando a fare politica linguistica o a mi strumentare con tutte le cose che ci strumentavo in questo anno su dell'ufficio linguistico, su dell'imba giuridica amministrativa. Se ho sentito una fase di politica pure un vago particolare, a certi temi spari che 200 o più spone un vago a una parte, però se lingua sarda è male pone a una parte completamente, dunque potete sempre lasciare che una sorpresa. Come te narrata sa spacciata o subiato da Paolo Villonca, sarti creativa, sa mutta o si spezia, come te si nata in logo sommeta, in sardu, è una cosa misteriosa, quando arriva non devo spoderare, non da comanda, però non devo spoderare, e dunque devo. Ha scritto basicamente un vincitore vinto da su quadro suo, cercando di fare un affresco, di rappresentare un'idea mia di società, di umanità o di sardità, per me non sapevo più cosa. Ci portavo in conca da tempo su me, ci un pago io anticipavo con questa recorta di conto su 2019 metropolitana e che fu di urgente a fare il Siri. Volevo fare un'opera, su De Bruce Importo, dei sconto, su un'opera che si lascia uno srucco, che è stata una cosa che sa gente e si è calcolato. Non ci si arrenisce, però insomma se si non c'è da regionali è già che è una cosa. Difatti sì Peppe, che tu hai fatto finza sa come hai incominciato a presentare questo libro, come te lo volto in sala telecamera, finza sa polo fagarabiere, S'intelligenza di Elias, edito da Janus Editore, Ducasa este, finza sa, io sono proprio curioso di leggere questo libro, che innanzitutto in recensione si sta presentato come un libro finza sa facile, poiché non è avveso a susardo, poiché non è che tu in questo libro non hai la capacità di impreare termini finza accessibile se non pago a tutti. Su Ducasa questo è su segreto volevo narrare di convidare la gente a leggere questo libro. Ma io questo mese sto partecipando a presentazioni e metodi sul libro e a me da festival pure, no? Di scrittori. E gli scrittori, io non tengo nulla contro gli scrittori che scrivono in italiano, se è una lingua ci conosco bene e mi piace pure. Però ci sono video di scrittori in italiano che hanno una lingua alfabetizzata e poi che la gente ha questa possibilità di imparare in scuola pure. Ecco, non tenemos ancora questa fortuna. Dunque,
Questa questione non è tanto a scrivere sul libro in sardo, quanto a il lettore, se ci vuoi dipende questo libro. Se facendo con l'editore, con altri amici, uno dovrebbe proprio andare a cercare il lettore, che secondo me c'è la meta in Sardegna, però funti male arrezzati, no? Ad usacciappare, questa è una situazione nuova, quanto si in italiano dispersa. E tanto in su sceveru de su sardu, poi scrivere un libro su sceveru, questa sta più gusto di una lingua, intanto è una lingua bella. Quando mi preguntano, ma tu, il sardu has imparato, de susu, de osso, no, devo li avvai uno sardu bello. Uno sardo ci portava in conca, non so che si interessasse della lingua sarda, tu comprendevi sull'ego, no? Il testo sardo bello. Che è un modello illustre della letteratura. Un sardo letterario. Sì, uno sardo letterario, della grande poesia sarda. Vince se che qualcuno romanzieri ci ha già graccato su pensa terra della prosa. E dunque si è cercato di fare una lingua esteticamente arta, però ci è stata facile ad leggere pure. E questa lingua di questo romanzo penso ci sia da facile ad leggere. Devo narrare sempre, non è un libro per esperti, non è che deve essere laureato in filologia o titolare del sportello linguistico o premiato in un premio di poesia. Basta da ottenere questa capacità di passiva del sardo del suo territorio. Manco, non è importante manco due questioni, l'importante è stato comprendere e tanto de gusto secondo me con su medio de strategie a scrittoria già sperimentato in metropolitana, non c'è posto poi bene. Un accenno a metropolitana. Bene, appunto si può arrivare, uno che si sia da comprendere su sardo dei da sua, può leggere questo libro. Bene, a questo proposito, proprio casa mentovado sul fatto dell'italiano, dell'esempio dell'italiano, Deo ha appuntato questa frase che hanno fatto del BV di una trasmissione di Adriano Celentano, Rock Politique, che suvaglia questa distinzione tra fare una cosa è lento e fare un'altra è rock, tipo vestire in vestimenta tradizionale è lento e vestire in blue jeans è rock. Può dimostrare che scrivere in italiano è lento e scrivere in sardo è rock in questo senso, cioè una cosa plus attrevida, tu hai tutto asanato in una presentata del suo libro Intelligenza dell'Ias, che effettivamente se li sti scritto in italiano non tenia su matessi effetto delle scrivere in sardo. Beh, ma non volevo fare una classifica dell'Imbas, in questo senso, su sardo è la lingua mia, è la lingua della patria mia, est è la patria mia, su sardo, è la lingua sarda. Però non tengo nulla contro l'italiano, è vero. E poi, tocca dire una cosa, due sullino e sallana in italiano e due sullino e sallana in sardo pure, dunque non è caduto questo che scrive in sardo, scrive bene, e non è caduto questo che scrive in italiano, scrive male. In italiano ostento pagine di importanza a metà della storia letteraria europea, come non deve più remunerare tutti gli autori. E su sardo pure modestamente ha già su cibo di Adeo. Non dico ancora come, dopo comprendo, mentre se è una presentazione che mi danno una presentatora o un presentatore, e dopo comprendo intendendo da oggi di un altro, questo ci fu di vincere se arrivo, se dare a obiettivo mio. Andavo questo presentatore o presentatore, corongio con quest'opera, adesso sardo non alleavo nuda, ha donato a sardo, ha fatto un'operazione che ha nobilità su sardo. E per me questa è la cosa più bella che si poteva narrare, che non dico comprendere, ma forse si porta gusto in conca, cioè crei un romanzo, crei un organismo complicato come in testa puttana su questa cultura occidentale già da secoli su me, sul romanzo questa costruzione più importante della letteratura, questo è un concetto di opera borghese, elevato, no? Di alto livello, non è un'espressione popolare, non è un'espressione naturale, è un'opera di sarti. Adesso mi devo li avere proprio gusto, cercare di nobilità, non nobilità a mimica, devo tanti sì. O in Ciseo, grazie a disceso e non balino, però nobilità è la lingua nostra e cercare di dire un vago del giudo, del suo giudo ci perdendo ogni dia. Questa è una cosa bella, ma di importo che devo pure penso gusto, cioè sul fatto di nobilitare su sardo, di non lo impreare, come ti apponavo sempre in prusa occasione, se ma vinza in questa sede, in questa trasmissione, se chi siamo il faghinde, o fediamo de
Su discorso è proprio questo, su fatto di concepire su sardu non solo come cosa di zilleri, l'amo sempre nato, di ponere questa parolaccia, cioè su sardu poteva essere impiegato in qualsiasi sia settore, come te tu usa lingua, sacavantu lunaro sempre, se uno è il grezzulo poteva essere fai danno in inglese, in italiano o in sardu, se uno invece tenete una cultura e chilca da denobilitare la lingua finza a promedio di opera come te stuasa e scraro che trae benefici su sardu, ma vinza sul sardo, sono prusu attinados a aere prusu come narrare consapevolezza a fare quest'opera di una elevazione non riuscite ci si arrenisce, questo sul giudizio poi per toccare ai lettori, giustamente è scrittore una volta c'è da Cabau consegnato su Treballo e sul libro gira da beni di Comporao e lì tu fonti il lettore se ci deve giudicare questa questione, ecco. Non so, e su scrittore deve accettare sempre i giudizi dei lettori. Difatti, sì, questo è, però intanto tocca da sighettare e cliccare proprio la critica, se si sono costruttiva, se deve finire al bene, però in questo caso è un merito umano a riscritto quest'opera che devo poi a palligere e convido a tutti a luvagare che andare a pena veramente. Beninde Peppe in si specifico e finza facendo un riferimento a Metropolitania che tu hai commentato prima. L'intelligenza di Eliasa è un romanzo che viene da Pustis de Metropolitania e ti ha gettato già Metropolitania non va in suo mondo una rimoso della letteratura di scrivere una rimoso in lingua sarda proprio un genere letterario insomma no un usaggio atero genere i stili sono differenti intre le due opere letterarie ha bisogno di sicuro che Metropolitania sono due gigantoso ereticos, come ti due lo sal definidos, in un non logo, questo esempio è questo Topos, esatto. Edoardo Currelli, Samondana Ramona e Soddu sono presenti se vinzas in Metropolitania sì, e lo sagattamo se vinzas in intelligenza di Eliasa. Ma qual è questa differenza tra queste due opere? E poi te su seguito di questo personaggio che poi tornano finza in un'opera che è di un altro genere letterario rispetto conforma a Metropolitania. Ma devo riconosco che sul romanzo è un'espressione usata dell'elaborazione creativa di un artista e come te ho suggerito è una cosa importante della storia culturale europea sul romanzo. Però non è che credo che sconto sia manco del suo romanzo. Ho sentito grandi autori nella letteratura occidentale che hanno più fai dei sconti, con i sconti sono diventati umani, pensavo su può avere nel suo campo della fantascienza Asimov, pensavo a Borges, insomma c'è più un montone di autori che non hanno mai scritto un romanzo, però punti difendi su umano su Mattessi. E tanto non credo ci sia una differenza a me, la differenza è in sintriccio. Cioè sul romanzo è un uvraico, una costruzione più complicata, su vedo dei uomini occidentali o della femmina occidentali si esercita in questa vaina per cercare di piegare la mano sul lettore e di accompagnare in tretto, a volte streulaus, a volte volottaus, a volte sulenos, a volte emozionanti, a volte provocheris, però se venite a rinesce a esterre tutta questa sandala, si deve tornare poi a uno, no? Forse si riduzione a unum in sul romanzo un concetto proprio filosofico, o su manco in questo romanzo ci deve applicare. Fa sempre facendo dedo con l'idea che sul lettore si deve spaziare, cioè non può pensare di fare un'opera pesante, grave, deve fare una lingua che può essere gozata e poi sul lettore si può gozare finché tutti i speleas dei personaggi, sul fatto che ha proposto personaggi ci due fuori già in Metropolitania, finché in intelligenza di Elias, non è che non significa particolare, lo schiatto è più un gioco, ecco, un gioco del suo scrittore, mi fa piacere che tu da scovviamo, come te narrata il meta, però qualche cosa no, sa dramma non devo scovviare. La dramma no. Però come te narrata da sempre Calvino,
è sa literatura? Sa literatura è una cosa che tu a scuola e spera sempre che qualcuno da scovidi, no? È un codice cifrato che tu spera che qualcuno lo comprenda. Da quando qualcuno lo comprende, dando un contento, una soddisfazione, vincenza intellettuale, che non è che gente come te ci tiene sul sentito tua, ci è andata a traburu e ha insertato l'anima del suo popolo, o del suo popolo dei lettori, a suo manco. Dunque, non ci da fare risposta, ma... No, infatti, io ne approfitto pure che l'udenzo metropolitana la può leggere, già è di sicuro un altro libro che vale la pena leggere, che proprio è sempre con questo spirito, con questa filosofia che va in deseguso di cliccare, di contare in sardo fino alla contemporaneità. Questo è un elemento Pepe di importo, sul fatto di non relegare su sardo a Sant'Igorio, a Contos, a Pastore, se pure sono pastore, se questo mi permetti, si fatto un'anticipazione di su romanzo su intelligenza di Elias, non sono so pastore tradizionali, ma sono vinza salbeghe, sono comandate da droides, narobene, ducas intelligenza artificiale, sa contemporaneità entrano in maniera quasi prepotente, si può narrare in questo romanzo? Beh, sull'intelligenza artificiale è una delle cose più importanti del suo romanzo, che lo ha avuto due su conto di questo giornalista Elias De Sanagi, poi bancai narravo su Itafaglia, però in su fondali della storia personale e professionale di Elias De Sanai e di altri personaggi subito narravo su che l'incuno hanno l'intelligenza di Elias è una biografia collettiva, potete essere sicuro ci sia vero. Lui ha questa idea dell'intelligenza artificiale, sul romanzo è ambientato come te piace a me in suo tempo su Benidorm, ma non atteso meda, adesso 2030 su 2038, e poi immaginavo in questi anni questa firma da questa grande rivoluzione tecnologica che ormai è vince oggi ai genesi dessa attualità di questa applicazione concreta dell'intelligenza artificiale. E sul libro questa realtà di questa Sardegna de Dando è piena di scenari su giornalista treballa in un blog, in una testata che funziona da ologramma, ecco, non sa televisione, o su video del suo computer, appunto castiandosi a come, ma ologramma ci ricompare proprio a suo costato quando tu leggi sa nova, due appunti robot tenente compito su di giustizia, ci guardano al suo palazzo di giustizia in Piazza Repubblica in Castello, uno dei logos poi drones, spastore imprenti drones, poi si diventa roba su bestiamini e attrasa, però questa cosa Bruso importante in tutto il suo conto è che questo consorzio di imprenditori, ci si nata consorzio venitore soliano, che ha già in sul nome di questa idea del rinnovamento, del rinascita, il sol dell'avvenire, no? Ci impari quando una compagnia cinese fa in questa proposta di sperimentare per la prima volta in Sardegna, la prima volta in sul mondo, in Sardegna, si impresa questa sperimentazione dell'intelligenza artificiale può sostituire la giunta e il suo consiglio regionale, sperando di agattare un governo meglio di questo ci si è agattato di questa data. Proposta ci pragiti in Sardegna e è tutto un dibattito, cioè è tutto vicenda, sapelea, se ci andano in avanti si confronta sul personaggio puro, può fare questa applicazione, se arriva da Vincenza a fare un referendum, ecco, e a me piace immaginare che può succedere con una proposta così. Difatti, non riuscivo proprio in Sardegna, forse sul governo non sta più tanto in buono, non riuscivo. No, ma infatti a questo proposito, ma Vinza ha suscitato un vago di curiosità, che a insistere da comincio del suo libro, mi permetto di leggere proprio un passo meda all'estero, che fai da del gigante de Monteprama che lo sconoscono in tutto il mondo. Questa è questa idea di Sardegna che forse se tu speras che si realizza e forse stotto sul sardo spuro, che poi narasa sos aerei che si muovono e l'ompele sono tutto a baratto, che è un problema attuale vinza della Sardegna. Amo un sistema scolastico in noi italiani, inglesi e sardu sono obbligatori dalla scuola materna e noi si può imparare vinza sul cinese, sul russo, sul arabo, duca sul concetto di plurilinguismo.
su monolinguismo italiano, su che ha urtido, su gerbedo de sos sardos, pro 2 seculos este finito, finza su monolinguismo. Tenimus infine un'università che non est per il domo de barones e parassitas, ma che fa che chilcas studios de forma internazionale sena suzzare sa mammidda de sa regione pro de badas. Ducas, este un pago un'analisi, si chiarimos, finza de una Sardigna chi potet essere, chi non est come, che tutte queste cose ha dell'umano bisogno, questo il male in Sardegna si può narrare, questa criticità, però è un pago un disizio poco benidore da parte tua o da parte di tutto noi sardi. Commenta appunava che l'incunato recensore non tocca da mai confondere se autore con suo narratore o con i personaggi. Questa sono cose da ginare ad uno personaggio, c'è Edoardo Curreli, c'è un ufficiale arto dei carabinieri, un colonnello dei servizi segreti, ci collabora da aiuta da suo protagonista Elias De Sanai, commentava questo è un giornalista, e tenete una visione sua di Sardegna, e stesso in un certo senso ci conta da questa questione di Elias, impari a Elias che da conta in prima persona, Edoardo Curreli conta da questa cosa della Sardegna del 2038 e di Bragi pure, però appunto il pensamento sono di un personaggio, l'autore non si scindita infatti in una sorta di neutralità che tu hai vinta in una presentata al nautru chi si scrittore chi pone in metà elementos autobiograficos è un scrittore mediocre, un vago, no, può dimostrare, l'ideale è avere una visione distaccata dell'opera, come ti has appena nato. Difatti, in questo libro, os elementos narimos autobiograficos sono limitati, sino ausentes, è il vero gusto, oppure beste qualche elemento che entra in qualche maniera? Questa è una questione di scrittore che nasce con la letteratura e non sa accabare mai dei sciolleri da ragionare, in sul senso che l'autobiografismo che andesti impreato bene è un vago nareoso scarnificato delle cose troppo personali, se c'è una cosa troppo personale e sa tua non interessa dai altri e dunque non può andare mai innanzi, però un tema tua nareoso a banditire tutto savezza, scarnificato in questa barra sosso, questa sostanza, difendi di una cosa universale, una cosa di interesse per umano, tanto può essere utile che una cosa che tu conosci bene da poter scontare a pro, no? Però potrebbe essere vero, simba sicuro, che invece una cosa che tu non conosci, non decisi in nulla, mancai ti dà studia, ti dà immagine, da vinta a colore sforzo, proprio che tu non da mai visto, mancai di essere bella su Mattesi, dunque è difficile insarti a narri di spittore secondo vintanta mengiuso, le cose da ci bianta, queste ci immaginano. Insomma, è un dibattito estetico che può durare, poi dopo. Poi narri in Salimba non sei nulla realistico, cioè non sei di una corrente realistica di Salimba, non mi interessa, sei proprio una parte estetica di Salimba, no? A una libertà. In il contenuto sono riuscito, mi piace da varrai attaccavano un certo realismo, però i salas pure sarebbero tipo popolari, perché ci non hanno letteratura, ci non vola da noi letteratura. È chiaro, potrebbe essere finza sa confondita con denunzia politica, ma noi scustus abunna, noi scustus obiettivo, è chiaro, cioè se il primo obiettivo è este gusto che ha molnato di nobilitare sa limba, promedio de contare. De contare, di fatto. Sa limba è una conseguenza, perché tu impresa con sa limba puoi contare le cose che ti interessano a te. Dunque sa limba è già in secondo, sta già in un secondo livello. Se ci conta, la cosa più importante è sempre su conto in sa letteratura. Deo credo. Beh, insomma, tu chi come lo vagas e vinzas in maniera imminente, insomma, vinzas custu, poi este, come a me, è un vago plus a fora da sa letteratura, che io penso vinzas una visione più realista delle cose da mancare, forse si bighere talento puro, e tu casa uno non è che si improvvisa da scrittore. Narimoso che questa però è questa dimostrazione che si può fare o è come Vinza si è fatto derisi in anni 80, forse si è incominciata questa tendenza a scrivere in sardo, Vinza letteratura in sardo, ma scrivere un libro in sardo e poi si contestata con l'imba comune è di avere una sfida a sa sorte, una scommessa
può nascere una scuola di letteratura no, in Sardegna, questa sono una cosa spregunta, sa che a me da sanarana, sì, però è sempre questa questione di standard, che a gusto effettivamente, come te sopra stua, sono iscritte in sa lingua di riferimento, che è sa LSC, sa lingua sarda comuna, chi è scrado, chi è un modello, po' canto perfettibile, eccetera, però teniamo scusto che è un modello ufficiale, insomma tu penso che in prima persona has abbivido tutto queste cose e finza a polemica sopra la lingua comune. E te pensa sopra questo? Ma in parte dopo già risposto, mi dicevo completamente affuttivo di questa questione e ho scritto in un sardo bello. Sai LSC dopo un preada che è una comodità, devi tenere regola ortografica coerente, sempre, dunque sul lettore via da una parola e questa parola è sempre uguale, non è scritta in una maniera, un'altra, così non si comprende. No? Pensavo a uno dei documenti fondamentali di questa lingua, della letteratura sarda, Sossinos di Michelangelo Pira. È un non finito proposto come un'opera letteraria, mentre è un documento antropologico. Ha due parole scritte in tre o in maniera differente. Quasi una letteratura non può essere una letteratura, questa è una documentazione antropologica e dialettale. Quindi mi interessa fare un'opera letteraria, ma mi disaffutti completamente LSC, polemica, devo dire dopo li fai un usardo bello. Mi piace essere giudicato in questo, questo sardo è bello e legge, non dei sainas, e te non importa da questa gente, ci può fare un muro, può piccare un martello, o uno scraffello, o una bala, o un'altra cosa, è importante che sul muro sia da apprumo, no? Sono d'accordo. E dunque, se si conta del questo, è un bello sardo o no? Da ragionare su di questo. Sì, difatti, infatti sono questioni che lasciano sul tempo su chi agatta a Savine. Ti sei ispirato a qualche autore in particolare? Devo dire che tu non pago tra i autori italiani, a volte Calvino, Pavese, o Atteros, o Buru, ma pensa a letteratura sarda. Insomma, penso che tu hai alleato come riferimento Girolamo Araolla o Atteros, che hanno già scritto Matteo Garippa, insomma. Bisogna un modello specifico che tu hai separato posa sopra stuasa oppure hai cercato di ponere un vago originalità tua in questa stesura dell'opera? Ma non riuscivo, mi interessa raccontare su conto di Elias De Sanai, cioè di questo giornalista, un vago sfigato, un vago disgraziato, non ci fai su tre ballo sua, non... di buon dia tanta in pala se non monta una guerrella se la sbaglia dai notizie e dunque se ti inserrava in domo se posto in malattia non bessi di bruso quindi quando uno certa da con sa picciocca gesta in domo e tutto e dunque si punta a rischio di si lassai quindi quando uno redattore del suo blog e tutto del suo giornale di oh Elias De Sanai ascolta già che Dio Gioene antacattavo su Carasu, no? Su Sacarena, su corpo su di questa picciocca morta a sutta del Sassi Mediano in Castello, vai e fai un'inchiesta giornalistica, vai dando anda da scorroveda, da cica di comprendere, che da questa picciocca... Pensa sul dramma umano di Elias. Questa picciocca è morta e dunque forse si... In mezzo gente vince se dei principali o gente deve ammentuare, questo pure forse è figlia di gente importante e su tanto bene si incarico di scheda. E su conto è proprio, sul romanzo voi è commento, non si può scovviare questa dramma. No, sento, però sul romanzo è tutto su conto di questo viaggio, di questa inchiesta, dunque la letteratura occidentale dei viaggi e delle inchieste è cosa si è arricchita in secoli e secoli di storia. Sul gioco di ispirazione, se fosse scrittore, è un gioco bello, ma è finché è pericoloso, nel senso che noi ormai siamo su gente del 2000 e più, e sul legge un libro su ogna... Non è come sul Medioevo che leggiano due autori, si leggiano Seneca, Platone o Aristotele di Bragiaga, e di questo partiamo, non so, leggo dei doti, ne so librerie degli scrittori di ogni corazzo del suo mondo, dunque è difficile a comprendere che questo gusto ci dà influenzato dai Bruso, e poi a parte tutti questi autori sardi internazionali, si dice a Pulligio e conosco bene, spero di aver visto che anche una cosa in più su De Coronggio pure, ecco, sono importanti. Questo canto De Coronggio duada in Coronggio, ecco, questo è interessante. Insomma, a due scoprire.
Difatti, sì, una cosa che mi dà due cose, anzi, prima di tutto tu sei pure sul cinese, in questa trama questa pregunta che mi sono fatto io, ma poi te sa Cina ste assumendo fin a livello internazionale un'importanza manna, oppure che beste, difatti ormai sul cinese quando voi vedi cudeo, cioè lo vediamo solo in televisione, in cartolina, come invece beste vinza su una realtà economica e noi lo sagattiamo in tutto, è prima cosa. E poi tu ti servi, seconda cosa, del flusso di coscienza, si narra, Sì. in noi Elias De Sanai torna da un vago a tornare a meledare su passato Sì. uso. Questo è un espediente letterario che ovviamente in letteratura si sta già adottato, è scraro, e Ducas prima di tutto sul cinese, sul Puitte, questo mi dà un vago interessato. Quando vas a leggere sul libro... La puoi scoprire di sicuro, però... Sul libro è tutto come si arriva da questo paradosso, a questa curiosità di particolari, un mondo, un'area vita non solo per parti del suo mondo occidentali, no? C'è all'interno dell'Unione Europea, c'è sta alleato con gli occidentali, commenta invece una potenza c'è in competizione con il mondo nostro, arriva da fare questa proposta di sperimentare questa intelligenza artificiale del governo, non in Andalusia, non in Groenlandia, non in Quebec, ma in Sardegna. In sul libro è spiegato e tocca da due leggi per comprendere. Ducas La seconda fu No, la seconda è sul flusso di coscienza che due impresa come sul romanzo Brusu, e come su quadro e tutto ci postinando prima, Brusu è movio e Brusu è bello, e dunque ha proposto due spunti di guida, no, di questa questione. Uno è Elias De Sanai ci conta in prima persona su Gide Capitao, come dimensione psicologica. Come ci sia una registrazione del suo pensamento suo, no? Dunque non proprio un flusso di coscienza, ma magari un monologo interiore, forse, però è stesso in prima persona ci conta dove ho fatto questo, tutto questo. Poi ha proposto come alternativa un altro punto di guida di Edoardo Currelli, di questo ufficiale del servizio segreto, ci fa di invece relata spruso neutrale, spruso obiettiva, offrire ai lettori schedas, ci intrammesano sul flusso di coscienza di Elias e permettono al lettore di comprendere meglio su questa registrazione del suo pensamento di Elias, già in informazione. Difatti si è Edoardo Currelli ci comincia sul libro con un incipit, una narra si deve contare su conto di Elias De Sanai, che una parte già ha fatto certe cose, è giusto ci riuscirà e si lo conto in questa maniera, si ponge la prima persona di Elias e poi ogni tanto si fa comprendere bene e ti è capitato. Mi pare di una costruzione logica, razionale e finché artisticamente valida, che a Gazzi sul lettore tiene sempre questo due. E sicuramente il personaggio su voi tenente facci si meda, a tenere un punto di guida differente, è interessante. Questa è su colpo di scena, come ti si narra, in su senso che forse in qualche passaggio su lettore si setta ad una cosa, invece ne capita un'altra. Non posso scoppiare nulla, non si può scoppiare, però posso narrare, stai attento se vince la sua ultima pagina, perché tutto può capitare. Ma leggendo uno poi si appassiona e dunque si deve comprendere. Peppe, siamo quasi a Sagabbu, però non ti scampa una domandina di politica linguistica di la Gazzovaghere. Sa condanna mia. Però è chiaro che è collegato a finza sul tema principale di questa puntata, che lamentamo sul libro di Peppe Coroncio, Intelligenza di Elias, che è l'ultimo romanzo, anzi il primo romanzo effettivamente che ha scritto a livello del genere letterario, che Peppe, che zammentare chi a livello di politica linguistica ha scritto un libro come governare con una lingua già in su Kimbe, per una lingua ufficiale, una lingua comune come il linguaggio, il sardo una lingua normale scritto in italiano e finza a DLDOE. Questa due ultima Peppe sono vinzas un vago a ponere andiamo a pizzu sa sono sa criticità di su sardo e no che insomma è una cosa che non penso come non è stessa sede questa però effettivamente hanno dentro soprattutto il sardo una lingua normale una vena polemica proprio contro a sos accademicos e contra a sa politica che ha relegato su sardo proprio a un livello folcloristico, possiamo narrare.
Facciamo un accenno a questa questione e come intesti un pago, come intesti questa cosa? Rispetto conforma a quando hai scritto questo libro. Quando uno è più giovane ti piace di più essere rivoluzionario, no? Pone il fuoco, poi con sei dati si madura, si comprende e dunque forse si comprende da altre cose della vita pure, ma senza negare tutto questo che sta più nuovo. Castia, adesso è che ho sperimentato un altro modello di politica linguistica, non fatti questo. In un tempo si può interpretare una resa di una lingua nazionale unica. Se lo sforzo si più totus, se lo sforzo si più serio, più attrezzato come ragionamento, come idea, come esperienza, può fare un giudizio complessivo. Devo intanto penso che sicuramente non tutto questo che ho scritto pensavo aver fatto fu di giusto, fu di preciso, ma anche che alcune cose si può sbagliare pure e dunque se uno la regione è nata vabbè ci può sbagliare se ho disponibili se a correggere e dunque se ci può offendere a qualcuno se si intende posta una parte a ora no, come si è nata in Sardo forse qualcuno del territorio di Sardegna ha sviluppato un odio verso confronto a certe tematiche ecco. Tanto si può fare passo a e cercare di arregionare in meglio se può essere tutto si impari il sardo a decidere questa cosa. Però ti rispondo non questionando di politica linguistica, ma ti rispondo questionando di politica. A me mi pare di che è funtivago se nulla, è politico se ci questionano di Sardegna. Cioè, di Sardegna come un'entità di... non devo manco definire, nazione, comunità, regione. Ognuno si scevera da sustreggio. A me non mi interessa da sustreggio, a me mi interessa capire, ci deve stare dentro, su popolo sardo. Non sono di questione da Bruso come una cosa unia, dessa Sardegna, come una cosa... ognuno pensa dal suo territorio suo, a città metropolitana, a Sassari, Olbia, zone interne, questo, quest'altro. E ognuno cerca di dire a sa sua e manca da questo documento europeo si narra da coesione sociale, no? Un tempo si deve essere una più unità nazionale, ma non voglio impreare i termini se mancai volante strubai. E dunque mi pare che s'isola, forse se mi piace a schiano conto distopico a pizzo di questo concetto, mi pare che s'isola è un luogo negato, che non esiste più su s'isola, esiste un arcipelago del territorio, ci si funti staccando sono con l'altro, no? Tu pensi, è costoso in ogni settore, in economia, in società, in trasporto, cioè, uno ci bifidi in castello, quando pensa da che deve andare a Santa Teresa di Gallura, ma fai di me da prima si piega in aereo e andare a Roma, a Milano, comprendo? Perché manca tanta vinza se il trasporto. Immaginavi a Tergu, a Osida o in Calisi sia da tra lì, che gusto non che narra a negare l'individualità o le realtà singole, che narra però come hanno due a tenere una concezione di Sardegna plus unità. In casa mi pare da mimica mancata l'idea delle unità. Poi non si può scantare, scrivere, ognuno a pizzo di questo rughetto di isola ci è diventato un arcipelago. Io mi immagino come un rugo su galleggianti, sino di quest'isola ci si fonte staccato sono con l'altro e apparente a galleggiare sul Mediterraneo e non contenta nulla, perché un rugo piccolo non vale di commente, manco ci dicono la cappia a funi o a catena, è sempre debole, no? E dunque mi pare che a Sardegna è casi, cioè sono un luogo negato, perché si è negata essa come isola, come patria, come nazione, come comunità. Tornare da poter osservare e negando questo ha negato la lingua sua nazionale pure, perché una cosa è a mandare innanzi questa lingua della Sardegna, una cosa è a fare un festival, tornare antropologico, dialettale, ognuno su sua, ognuno su mio. In questo populismo linguistico ci vuoi però in questi ultimi anni che la proposta di una lingua nazionale dei sardos se posta non pago a parte non è che questa situazione generale però è migliorata dei cosiddetti varianti o dialetto e dunque se devo penso che questa questione della lingua sia affetti una metafora
questa questione più generale di questa Sardegna, che non si riconosce in una identità, manca da questa coesione sociale, manca da questa solidarietà del suo popolo, e questo sì che è pericoloso può andare cara a uno venitore distopico veramente malo. Posso fare un esempio, il spopolamento, che voi è uno dei temi sabruscuausi, ma due este in sul libro. Vince a 2 anni fa di variare una cosa ci per toccare effettivi dice da disinterno come voi città si stanno perdendo popolazione, i giovani sono si funti finze in città, finze questa gente, finze i sfici del suo principalio, della borghesia e della classe dirigente delle città di Sardasa si fu da altro luogo che noi non riescono a comprire i visos, no? A si realizzare in questa vita. E dunque, non hai varato fronte al spopolamento dei vita, si è comportato, è come è tutto, è come una bestia, che questo è del moda, si è contagiata, ad ogni luogo si è contagiato. Ecco, non riusciamo a dare risposta a questa questione linguistica, no, ma questa questione linguistica è questa metafora di come è questa Sardegna. Sì, difatti in parte si ammasa. Quando uno narra, no, devo su sardo, scrivo su me, che conosco su me, in domo, in una casa. Ci due questo lo trasporta in economia, in questa società, in questa cultura, e tanti esseri, che ad ognuno può conto sua. E questo non è bello, non un po' la Sardegna, ma che si sia dal luogo in questa terra. Questa bella Sardegna un popolo è unità. Questa bella Sardegna un popolo è questa armonia. Questa bella Sardegna un popolo è quando si fa un fraico comune di tutte le cose. Anda bene se voce si sente a 1000, 100, 1 milione, 1 milione e 6, ma poi tocca da fare una canzone unica, perché ci non cadendo non esiste di uno, si dà in sardo un chiacchiericcio, sì. E mi pare che podorrai a questa politica linguistica, questo su chiacchiericcio sardo, sazzarra sarda ci si intende, un vago in ogni luogo, però non ha sostanza. Non ha sostanza. E dunque si avvince sempre l'italiano, perché l'italiano si riconosce in gente di alto livello culturale, di spessore, e dunque il suo messaggio è più forte. Un'ultima pregunta. Che l'italiano è unio, Beh sì, non è operazione variante. Non abbiamo su questa operazione finza la disunità dell'Italia, finza la unità linguistica e culturale, in parte è resessida, come è resessida. Ti ho fatto quest'ultima pregunta, Pepe, che è finza su un vago provocatoria, che prima di tutto, insomma, si deve essere deluso finza dal sos politico, in parte l'ha saggianato. Ite manca da sa politica o è il mezzo a reemplazzare la classe dirigente italiana e sarda con droides come narrasi su libro su intelligenza di Elias. Cioè, è un bisu o è una prospettiva? Cioè, la domanda è un vago fantascientifica, provocatoria, però effettivamente la politica in questo anno non ha fatto meda, non solo posa limba, in generale, poso finza a cosa imminente sul ribaglio o altre criticità. Si te pensa su questo? Non ti posso rispondere che nunca posso sconfiare su finali del suo libro. E dunque convido questo società ascoltato, pensate come si legge tutto sul libro, pensate a Salvini, poi scoprire che li può essere risposta a mia. Sa soluzione. Progetto su benidore? Qualche cosa in cantieri, Peppe? Ma poco nareuso diffondi bene questo libro perché penso che dominesce, dunque si fa in me da presentazione. A Tobio con il lettore, se gruppo su della lettura, cercai un ubago e poi a sapere che non si è mutata ora però non è un libro che si scrive in una gira, manco in un mese, c'avevo più anni e dunque penso che ci passai ancora anni prima di mancai. Non puoi scrivere uno per scruzzo, come non di 500 pagine. Non pruso di 200 pagine, quasi che invento so. A sta volta faccio un libro per commerciali di 200 pagine, se ci può vendere a poco prezzo. Dunque, Deo torno grazie a Peppe, grazie torno a te. Come a girare in camera sul libro di Pepe Corongius, Intelligenza di Elias, questo romanzo che alle sapena veramente a leggere, che finza sa qualche spunto di meledu sopra la società de oggi, ma finza sa della società che ha da bene in suo tempo su benidore, e dunque torno grazie a Peppe per essere benido e poi dà appuntamento alla prossima puntata di OF Damus De. Adios. Adios.